È un shock. Dico, questo è uno shock che lei si è bloccata e basta. E i Non fratelli? credeva. E i fratelli ha una sorella, un fratello che ho sentito due anni. Vi dico, è un shock per tutti, anche per me. Ma per loro, figurati. Padre Dimitri Ciubarca segue la parrocchia ortodossa moldava dei Santi Michele e Gabriele di Marghera, che la famiglia di Sergiu Tarna, il 25enne ucciso con un colpo secco di pistola alla testa nelle prime ore del 31 dicembre, frequenta da tempo. Parla di una famiglia distrutta dal dolore, scioccata di aver perso un figlio in un modo tanto ingiusto quanto brutale. Quanto vorrei abbracciarti e stringerti al mio petto, ti chiedo di darmi la forza, mio angelo, scrive così mamma Anastasia Burgalea sui social. Mentre le indagini da parte degli inquirenti proseguono per far luce sul giallo, domani sarà il giorno dell'addio a Sergio. Alle 9:30, nella chiesa ortodossa Santa Lucia di Zelarino, la comunità si stringerà attorno alla famiglia nel giorno più duro, quello dell'ultimo saluto. A celebrare il rito in doppia lingua assieme a padre Dimitri sarà padre Avram Matei. Il bocciolo della tua vita è nel nostro cuore con il ricordo del suo sorriso. Questo il messaggio scelto dalla famiglia per il loro Sergio.